sua casa per adorarlo. La parola di Dio dice che quanto è bello e piacevole che i fratelli si uniscono in adorazione a Dio. Tu hoje hai un'opportunità e non desprezare questa opportunità. Amém? Amém? Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo, noi onoriamo il tuo nome, Signore. Grazie per questa opportunità che il Signore ci sta donando. Grazie, Signore, per la tua presenza in questo luogo. Grazie, Signore, per ogni fratello che è arrivato fin qua. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, per questa chiesa, per questo tempio, per ogni persona che fa parte di questo culto, Signore. Padre, noi vogliamo onorarti e ringraziarti, Signore, perché tu sei meritevole di ogni lode e onore, Signore. Che oggi sia un culto, Signore, veramente, Signore, dove noi, Signore, ti adoriamo in spirito e in verità, Signore, dove noi adoriamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, Signore, e contempliamo la tua presenza in questo luogo, Padre. Benedici ognuno di noi, benedici le nostre famiglie, benedici coloro che non hanno potuto venire, Signore, benedici quelle persone che stanno in bene adesso, Signore. Signore, benedici, Signore, visita loro in questo momento, Padre, raggiungi loro in questo momento, che sia un culto, Signore, di adorazione completa, dove noi ci arrendiamo completamente alla tua presenza, Signore. Noi ti adoriamo, Signore, noi ti onoriamo, Signore, nel nome di Gesù. Amém. Puoi fare un applauso al Signore? onore, potenza, gloria, forza. Tu puoi dichiarare gloria, onore, gloria, forza.
Gloria, tutto l'onore, tutta la gloria sia a Lui. onore. Oh, gloria, forza, onore e potenza. Tutta la Chiesa, Gloria, forza, in una sola voce. Gloria, forza, onore e potenza. 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 Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, nessuna terra per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, nessuna terra per sempre. noi ti adoriamo, Per sempre, sempre, sempre. Oh, per tutto sempre, sempre, sempre. Ah, santo, eternamente santo, 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 Alleluia. santo, santo. Oh, glória. Alleluia. Quanto è bello adorare il Signore, Alleluia. quanto è bello arrendersi alla sua presenza, quanto è bello dichiarare che il Signore è santo, quanto è bello non chiedere niente. Sai che a volte abbiamo tanta aspettativa su quello che Dio può fare per noi, ma Dio ha tanta aspettativa della tua adorazione che tu verserai su di Lui. Lui ha tanta aspettativa oggi di come tu consegnerai ciò che hai nel tuo cuore, come tu ti consegnerai a Lui. A volte noi cantiamo canzoni che chiediamo al Signore delle cose: Signore, proteggimi, Signore, guarisci-mi, Signore, salva la mia famiglia. Ma esiste una canzone che dichiara la santità del Signore, che dichiara quanto Dio è grande, quanto Dio è meraviglioso, quanto Dio è straordinario. E Dio vuole sentire questo dichiarare, non soltanto perché noi stiamo cantando, ma perché tu hai voglia di farlo. Perché tu credi in Dio, perché tu ami Dio, perché Dio è sovrannaturale nella tua vita, perché Dio è stato straordinario nella tua vita. Non per quello che Lui può fare, ma per quello che Lui è. Tu sei santo, Gesù. Io ti invito questa sera a rendersi alla sua presenza, riconoscere che Dio è nella tua vita. Io ti invito questa sera a dichiarare: Yahweh, Yahweh, Adonai, El Shaddai, che mi arrendo a te. Noi dichiariamo Gesù. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo. Allora adoriamo in una sola voce.
laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio di ferita, porti guarigione mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Faccio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Faccio ogni ferita, porti guarigione mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio di verità, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Sono la tua casa. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me.
meraviglia, questo momento, un momento meraviglioso. Oh, prezioso questo momento. Alleluia. Gloria. Quando mi incontri fai di me un altare, voglio andare in profondità, prendimi per mano e non lasciarmi andare via, prezioso è ogni momento, quando mi incontri fai di me un altare, voglio andare in profondità, prendimi per mano, non lasciarmi andare via, portami dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, io dipendo del suo amore, senza di te non vivo, prezioso è ogni momento. Quando mi incontri fai di me un altare, voglio andare in profondità, prendimi per mano e non lasciarmi andare via, portami dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, io dipendo del tuo amore, senza di te non vivo, portami dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, dove solo io e te amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove ed aiuto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove e l'aiuto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta,
bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Prezioso è ogni momento col nostro Signore. Prezioso è ogni momento in questo luogo. Prezioso è ogni momento in cui noi adoriamo Dio, perché da Dio riceviamo qualcosa affinché noi alziamo a Lui la gloria. Prezioso è ogni momento in cui la Sua parola tocca il nostro cuore. Prezioso è ogni momento in cui viviamo la comunione con i nostri fratelli. Prezioso è stare qua, prezioso è essere chiesa. Che tu possa rallegrarti oggi di questa serata in cui hai la possibilità di essere partecipe dello Spirito Santo, di essere partecipe di questa comunione. Oggi, dopo molti anni, sono stato in accoglienza. È stato per me una gioia vedere ognuno di voi, ogni fratello, ogni sorella che entrava in chiesa e entrava sorridente, entrava gioioso. E fate bene a entrare gioiosi in questo luogo. Qua è il luogo in cui possiamo vivere i momenti più preziosi della nostra vita. Qua è il luogo di un incontro sincero con Gesù, con la sua parola, con la sua testimonianza, con il suo spirito. Dì alla persona vicino a te: hai fatto bene a essere qua questa sera. Hai fatto bene a essere qua questa sera. Adesso diglielo convinta, perché questa persona ci deve credere. Forse è venuto in chiesa e non crede così tanto che ha fatto così bene, forse pensava che essere da un'altra parte era meglio, ma diglielo con convinzione: hai fatto bene a essere qua questa sera. Questo è il luogo in cui puoi vivere momenti preziosi. Nonostante il caldo che oggi ci accompagna, ma se tu non fossi venuto in chiesa è perché ti staresti preparando per un luogo in cui c'è ancora più caldo. Quindi gloria a Dio che sto scherzando. Possiamo accendere le luci. Voglio, prima di proseguire il nostro culto, dare un po' di avvisi. Possiamo aprire anche la porta là dietro, così da far girare un po' d'aria. Ho un po' di avvisi per voi per queste settimane, quindi vi chiedo molta attenzione. Andiamo in ordine cronologico. Venerdì 20, lo vedete qua alle mie spalle, la chiesa sarà aperta tutto il giorno, almeno dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera, probabilmente anche dopo le 9 di sera, quando facciamo questi incontri andiamo sempre anche un po' più in là con l'orario. Tu che vuoi venire a stare qua con noi, io e l'Andrea saremo in chiesa in questa giornata, sarà una giornata di digiuno, di preghiera, perché venerdì il 20 giugno è il nostro anniversario. In questa data sarà il 5° anniversario da quando siamo pastori di questa chiesa, e ogni anno prendiamo un tempo per ringraziare Dio, per consacrarci. Lo facciamo sempre qua in chiesa, quindi tu che hai questa possibilità venerdì, che vuoi venire qua a fare una preghiera con noi, leggere una parola con noi, adorare con noi, anche semplicemente parlare un po' con noi, sarai benvenuto a venire. Noi saremo qua a aspettarti. Non invitarci a mangiare il sushi quel giorno lì, perché noi non potremo mangiare, ma venite perché sarà molto gioioso per noi ricevere tutti coloro che vorranno essere qua presenti. Domenica 22 invece ci sarà il tè delle donne col titolo Grazie. Questa settimana non ci sarà il Be Brave, il nostro culto delle donne, ma sarà direttamente domenica, quindi aspettiamo tutte le donne qua in chiesa a partire dalle 4 di pomeriggio per il loro incontro delle donne.
Passiamo al prossimo mese direttamente, 13 luglio, abbiamo qua, e questo è un avviso per tutti i genitori dei bambini, abbiamo il talent dei nostri bambini. Sarà una giornata in cui ogni bambino che vuole venire potrà presentare qualcosa, una lode, una danza, una parola, quello che sentirà in cuore di fare. È un modo per cominciare a coltivare i doni, i talenti di questi nostri kids che in tanti veramente hanno il desiderio di fare qualcosa per l'opera di Dio. Quindi tu che sei genitore, non far mancare tuo figlio a questo appuntamento. Se conoscete qualche altro bambino che magari vorrebbe venire, sarà una giornata proprio per i bambini, dopo staranno in compagnia, giocheranno insieme, mangeranno insieme, ci sarà sicuramente da divertirsi. Vi faccio anche un avviso in più su questo che mi è stato chiesto di fare. Alla fine del culto vi chiedo, tutti i genitori dei bambini che vogliono partecipare a questo talent, se possono parlare con la nostra sorella Rosy, che in questo momento è di là nella chiesa Kids. Alla fine del culto, se potete parlare con lei, che vi darà qualche istruzioni per l'abbigliamento e alcune cose riguardanti la giornata. Ok? Fate così col pollice, se avete capito? Grazie mille. Prossimo avviso, 20 luglio, finalmente abbiamo una data per i nostri battesimi. Amen, finalmente c'è una data, è stata un po' lunga, di solito li facciamo verso fine maggio, inizio giugno, questa volta abbiamo avuto tutte le domeniche impegnate fino al 20 di luglio, ma in questa giornata a partire dalle 9 di mattina saremo al lago, località Punta Gro a Sirmione, e questa giornata, voglio essere molto chiaro per tutti coloro che magari non hanno mai partecipato ai battesimi insieme a noi, non è soltanto per quelle persone che si battezzeranno. Tutta la Chiesa è invitata a venire a partecipare di questa giornata. Staremo lì al lago tutto il giorno, vedremo i nostri fratelli e le nostre sorelle consegnare la loro vita a Gesù, pregheremo per loro, esulteremo insieme a loro nel Signore e dopodiché mangeremo tutti insieme qualcosa lì al lago, passeremo lì la giornata, chi vuole fare il bagno, chi vuole giocare a pallavolo, chi vuole fare qualsiasi cosa, saremo lì tutto il giorno, il 20 luglio, segnatevi questa data e non prendetevi appuntamenti. Amen? Ultimo avviso, ma non per ordine di importanza, sono aperte le iscrizioni al nostro corso Seguitemi. C'è anche il banner, ok. Abbiamo appena finito un corso Seguitemi la settimana scorsa, ne iniziamo subito un altro. Che cos'è il corso Seguitemi? Il corso Seguitemi è il corso ministeriale per la nostra Chiesa, per tutti coloro che hanno in cuore di svolgere qualche incarico in Chiesa, che sia all'accoglienza, che sia essere un operaio che prende cura della casa del Signore, la regia, le maestre dei bambini, qualsiasi cosa si voglia fare all'interno dei culti, bisogna passare per questo corso. È un corso in cui insegniamo un po' di principi dottrinari della nostra Chiesa, la visione della nostra Chiesa, il modo in cui vogliamo lavorare nei vari dipartimenti. Non abbiamo ancora una data di inizio, ma già a partire da oggi lo presentiamo e per iscriversi bisogna essere all'interno del gruppo WhatsApp della nostra Chiesa, okay? Perché metteremo lì il link da cui accedere per iscriversi al corso. Quindi se tu hai piacere, sei intenzionato a partecipare a questo corso perché vuoi servire in qualche area della nostra Chiesa, ma non sei nel gruppo WhatsApp della Chiesa, ti chiedo alla fine del culto venite a parlare con me, con Andrea, così vi possiamo inserire nel gruppo, oppure c'è il link sulla bio di Instagram. Se voi andate su Instagram, cliccate lì sulla bio, c'è il link per entrare nel gruppo della Chiesa. A quel punto, visto che ci siete, mettete like, mettete mi piace, mettete tutto quello che si può mettere, iscrivetevi, seguite, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so, non sono bravo a fare questa pubblicità, ok? Quindi per il corso Seguitemi sono aperte le iscrizioni a partire da oggi. A partire da domani metterò il link sul gruppo della Chiesa. Bon, abbiamo finito gli avvisi. Avete capito tutto? Cosa c'è il 13 luglio? Molto bene. Cosa c'è venerdì? Molto bene, molto bene. Basta. Possiamo alzarci in piedi?
Così possiamo fare una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta oggi, la tua decima, la tua primizia, la tua offerta missionaria, c'è la busta là dietro, lo sapete già, il carnet di missioni. Oggi non abbiamo neanche ancora il POS, se tu avessi voluto fare la tua offerta in questo modo. Ci sarà dalla settimana prossima nel nome di Gesù, ma c'è il l'Iban qua dietro, penso che si riesca anche a scannerizzare, ce l'ha anche là Fabio, altrimenti c'è il nostro gasofilassio, la nostra cassetta delle offerte. Amen. Preghiamo insieme, chiediamo al Signore di consacrare questa offerta e benedire le nostre case. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo, Signore, perché sappiamo che se siamo qua è solo grazie a te. Se noi possiamo vivere oggi questo prezioso momento è solo grazie a te. E ugualmente a questo sappiamo che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che possediamo, tutto ciò che oggi viviamo è grazie a te. E per questo in questo momento, Signore, con un cuore sincero, con un cuore aperto, con un cuore volonteroso, portiamo a te un po' della fedeltà che tu hai dimostrato verso di noi. Benedici, Signore, queste offerte, benedici queste decime, consacrale a te e insieme a questo benedici anche ogni casa qua rappresentata. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Buonasera a tutti. Buonasera. Pace. Come siete voi? Tutto bene? Siete nervosi? Le gambe tremano? Quindi alzatevi tutti, per favore.
perché io sì. Stavo parlando con la sorella, mamma mia, sembra che è la prima volta, sto tremando tutto, non so cosa c'è. Mamma mia, adesso voglio vedere se voi avete fede, perché farete una preghiera e io devo fermarmi subito di tremare. Vediamo? Ai, alzate la vostra mano così, verso di noi, a me e al nostro caro JP, che rimarrà qua in cima, in su. Amém? Gesù. Pregate. Gesù. Grazie mille per questo giorno. Grazie mille per questa chiesa. Grazie mille anche per questo caldo. Siamo qua perché ti amiamo. Io voglio chiederti una roba speciale. Versa su Gilson e su JP la tua grazia. Poverini. Oh, guarda, Senhor, perché tremano. Le gambe tremano, Senhor. Per favore, in nome di Gesù. Amém? Adesso sì, potete sedersi. Fammi vedere, sì. Una sì, una va bene, l'altra no, è mancato un po'. Amém, amém. Scherzo, ma parlo serio, sto tremando. Sto tremando perché da quando il pastore mi ha chiesto di portare un messaggio qua, nell'altro giorno ho iniziato a meditare. Ho iniziato a leggere la Bibbia. Questo è stato mercoledì. Giovedì grazie mille. Sono rimasto, dopo che sono arrivato dal lavoro, sono rimasto nella stanza chiusa, con la Bibbia aperta, con la carta, la penna, fino 11, 12 di notte, più o meno a mezzanotte. Non è mi arrivato nessuna parola, non ho scritto nulla. Mamma mia, allora cosa faccio? Perché venerdì devo lavorare fino alle 5, non avrò tempo. Ai, ho guardato così, Dio serve una mano. E giovedì pomeriggio, quando sono uscito dal lavoro, sono andato alla medica di base perché ho un po' di dolore qua, c'è un bel tempo già, e lei non mi ha chiesto, non mi ha detto nulla, non ha chiesto il mio consiglio e mi ha dato lì una malattia di una settimana quasi. Guardo così, mamma mia, non sono rimasto mai una settimana fermo. Così ho capito, no, adesso avrò un po' di tempo per preparare un messaggio speciale. E confesso, sono rimasto tutta la giornata di venerdì, ieri, chiuso nella stanza, e mi è iniziato a arrivare qualcosina. Ho iniziato a scrivere, c'era un foglio scritto, ho preso quello foglio, ho strappato e buttato via. No, non è questo qua, non voglio, non mi piace così. Ho iniziato un altro, più o meno come quello. Ho guardato, no, ma c'è qualcosa che non va, non voglio, non è così. Ho buttato via. E dopo ho iniziato il terzo. Il terzo è andato bene. Ho sentito pace nel cuore. Ho sentito da Dio che no, adesso è questo qua. Io voglio che tu predichi, parli. Sai che ora ho finito? Adesso sono cosa? 9 ore. Ho finito alle 3 di pomeriggio oggi. Però in portoghese. Ero già stanco, non riuscivo più a vedere di vicino così perché ho un po' di mancanza di vista, male di testa e mamma mia, adesso devo fare la traduzione. Il Google a volte non mi aiuta perché ci sono parole diverse
I versetti a volte sono diversi. Ho fatto tutto in mano, ho fatto la traduzione, ho chiesto aiuto ai miei universitari, la Gabi non c'è oggi. Gabi, cosa vuol dire questo? E ho finito alle 6, 5 e mezza, ho finito, mi sono seduto, mamma mia, finalmente. E da lì, da quel momento in poi, sono iniziato a tremare. Sembra che è la prima volta che sono qua. Non sembra che predico ai giovani. Amém. Dio sa tutte le cose. Amém. Io voglio ringraziare a Dio, perché io so che questa sera è un giorno speciale. C'è una parola per arrivare al nostro cuore. Gilson, sei sicuro che tutti saranno benedetti? Bella domanda. Con la parola? Non lo so. Pensate tu. Dov'è la tua mente adesso? Dov'è il tuo cuore adesso? Dipendendo dove sono il tuo cuore, la tua mente, sono sicuro che la parola di Dio con lo Spirito Santo verserà su di te un messaggio potente che trasformerà la tua vita da oggi in poi. Sono sicuro che Dio è qui, che lo Spirito Santo è qui, perché vuole parlarci, benederci. Lui vuole cambiare la nostra vita. Quindi la mia preghiera, il mio desiderio è che voi non guardate a me, non guardate al nostro JP, non guardate il caldo, non guardate i bambini che sono là, non guardate la famiglia che è rimasta a casa, i negozi che sono rimasti a Brasile, i parenti. No. Mio consiglio, state attenti per tutte le parole che sarà detta qua, perché a volte una parola, un versetto, una virgola cambia tutto. Qua siamo davanti alla parola di Dio, quella che c'è tutto il potere per cambiare tutte le cose. Che la parola di Dio cambia le nazioni, cambia la storia, come è cambiata. Non cambierà la tua vita, non cambierà la mia vita, che siamo come polvere. Cambierà, in nome di Gesù. Dio è qui. E voglio leggere qualche versetto, non è qualche versetto, sono tanti versetti. Sono due testi, due storie della Bibbia, storie diverse. Una è stata scritta 3 anni dopo della prima storia che vi leggerò, però sono le stesse persone nella storia, nello stesso luogo, con la stessa scena, la stessa trama, però non sono le stesse storie, sono diverse. Mi raccomando, sapete tutti voi che non so parlare molto bene italiano, c'è qualche parola che non riesco a parlare, la pronuncia, e quindi vorrei chiedere, non guardare il telefono. Gesù non ti chiamerà adesso. Se Lui ti chiamare adesso, passami a me che voglio io parlare con Lui. Amém? L'unico telefono acceso deve essere questo, perché la mia moglie è incinta e non so se nasce oggi, nasce domani, nasce dopodomani, quindi sono qua attento. Amém? La prima storia
non vorrei che lo progettassi qua, perché a volte c'è qualche parola diversa e così non perdiamo l'attenzione. Dobbiamo essere attenti. Leggerò un po' di versetti, però è importantissimo per capire cosa vuole parlare al nostro cuore il Signore Gesù. La prima storia c'è scritto nel libro di Luca, capitolo 5, dal verso 1 in poi fino alle 11. E c'è scritto così: un giorno Gesù si trovava sulla riva del lago di Galilea. Egli stava in piedi e la folla si stringeva attorno a lui per poter ascoltare la parola di Dio. Vide allora sulla riva 2 barche vuote. I pescatori erano scesi e stavano lavando le reti. Gesù, assalito su una di quelle barche, quella che apparteneva a Pietro, e lo pregò di riprendere i remi e di allontanarsi un po' dalla riva. Va più nel profondo. Quando poi si sedette sulla barca e si mise a insegnare alla folla. Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Pietro: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Ma Simone Pietro gli ha risposto: Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte senza prendere nulla, però se lo dici tu, getterò le reti. Le gettarono e subito presero una quantità così grande di pesce che le loro reti cominciarono a rompersi. Allora chiamarono i loro compagni che stavano sull'altra barca perché venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono di pesci le 2 barche, tanto che quasi affondavano. Appena si rese conto di quel che stava accadendo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: allontanatemi da me, Signore, perché io sono un peccatore. In effetti Pietro e i suoi compagni, Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo, e tutti quelli che erano con lui erano rimasti sconvolti per la straordinaria quantità di pesce che avevano preso. Ma Gesù disse a Pietro: non avere paura, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. Essi allora riportarono le barche verso riva, abbandonarono tutto e seguirono Gesù. Io so che è un po' lungo, adesso leggerò un'altra storia un po' più lunga, però cosa dobbiamo essere attenti? Storie diverse, c'è un intervallo di 3 anni tra di loro, però sono le stesse persone, lo stesso mare, la stessa scena, la stessa trama. Quindi attentatevi per le persone che sono state dette qua, Pietro principalmente, e vediamo cosa è successo. L'altra storia, importante dire, questa che abbiamo letto, appena abbiamo letto, è la prima volta che Pietro e i suoi discepoli si sono trovati con Gesù. È stato il primo incontro con il Signore Gesù. È stato qua, in questo giorno, che Gesù ha scelto i suoi discepoli. 3 anni dopo, c'è scritto così nella parola di Dio, Giovanni capitolo 21, dal versetto 1 in poi, dice così: in seguito Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli in riva al lago di Galilea.
Ed ecco come avvenne. Pietro, Tommaso, detto Gemello, Natanaele, un Galileo della città di Canà, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli di Gesù erano insieme. Pietro disse: io vado a pescare. E gli altri erano lì con lui e ha detto così: andiamo anche noi. Ma quella notte non hanno preso nulla. Era già mattina quando Gesù si presentò sulla spiaggia, ma i discepoli non sapevano che era lui. Allora Gesù disse: ragazzi, avete qualcosa da mangiare? Gli risposero: no. Allora Gesù disse: gettate la rete dal lato destro della barca e troverete pesce. I discepoli calarono la rete. Quando cercarono di tirarla su, non ci riuscivano per la gran quantità di pesce che conteneva. Allora il discepolo prediletto di Gesù disse a Pietro: è il Signore. Pietro ha sentito che era il Signore, allora si legò la tunica intorno ai fianchi, perché non aveva altro addosso, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece accostarono a riva con la barca, trascinando la rete con i pesci, perché erano lontani da terra 100 di metri. Quando scesero dalla barca, videro un fuocherello di carbone con sopra alcuni pesci. C'era anche pane. Gesù disse loro: portate qui un po' del pesce che avete preso ora. Pietro ha salito sulla barca e trascinò a terra la rete piena di 553 pesci, grandi pesci. Erano molto grossi, ma la rete non si era strappata. Gesù disse loro: venite a far colazione. Ma nessuno dei discepoli aveva il coraggio di domandargli: chi sei? Perché avevano capito che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo distribuì, poi distribuì anche il pesce. Era la terza volta che Gesù si faceva vedere ai discepoli da quando era tornato dalla morte alla vita. Dopo mangiato, Gesù disse a Pietro: Pietro, figlio di Giovanni, mi ami più di questi altri? Pietro disse: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù replicò: abbi cura dei miei agnelli. Poi gli disse un'altra seconda volta: Pietro, figlio di Giovanni, mi ami davvero? Pietro gli disse: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù replicò: abbi cura delle mie pecore. Una terza volta Gesù disse: Pietro, figlio di Giovanni, mi ami davvero? Pietro fu addolorato che Gesù gli dicesse per la terza volta: mi ami? Lui rispose: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Un po' lungo. E facciamo una preghiera. Dio, io voglio mettere questo momento davanti a te. Voglio mettere, Signore, il nostro cuore, e che in questo momento non vogliamo perdere la nostra attenzione per ciò che tu verserai sulla nostra vita in questa notte, in questo momento. Usaci per la tua gloria, usaci perché il tuo nome sia glorificato davanti a tutti. Usaci, Signore.
Em nome di Gesù. Em nome di Gesù. Amém? Due testi com uma piccola somiglianza, o meglio, com tante somiglianze, ma non uguali. Non è stato nello stesso giorno, è stato 3 anni dopo, come avevo detto. Quindi la prima storia è quando Gesù ha scelto i suoi discepoli, quando lui sceglie Pietro, è dove si svolge il primo incontro tra Gesù e il discepolo Pietro. È in questo incontro che Pietro è stato scelto e chiamato al ministero. È successo nel mare di Galilea. Gesù stava predicando in spiaggia, c'era una folla che lo stringeva. Gesù entra in una delle barche e parla a Pietro: Pietro, prendi il largo e gettate la rete per pescare. Pietro rispose: Signore, abbiamo lavorato tutta la notte senza prendere nulla, però se lo dici tu getterò le rete. Hanno preso così tanto pesce che hanno dovuto chiedere aiuto alle barche vicine. Quando Pietro ha visto quello, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Gesù ha detto: non avere paura, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini. Hanno lasciato tutto in spiaggia e hanno seguito Gesù. Questa è stata la prima storia. La seconda storia adesso non era più per invitare o per scegliere i discepoli. La seconda storia è stata messa apposta perché lui, Gesù, voleva trattare i cuori dei suoi discepoli. Perché ci sono cose in nostro cuore che devono essere scacciate. Se mai non cresceremo mai in Gesù, non avremo mai una vita spirituale salutare, non capiremo mai la Sacra Scrittura. Ci sono cose in nostro cuore che ci tira indietro. Ogni volta che Gesù viene con una rivelazione, che la parola di Dio ci porta una parola, un messaggio che ci spingerà verso di Lui, queste cose che rimangono lì ti tira indietro. Non cresciamo, non godiamo della pienitude di Gesù. La seconda storia che ho letto, Giovanni capitolo 21, è stato invece il primo incontro. Questa seconda storia è stato l'ultimo incontro di Gesù con i suoi discepoli prima di Gesù essere elevato al cielo. Stiamo parlando del primo testo, del primo incontro, e stiamo parlando dell'ultimo incontro che loro vedevano faccia a faccia Gesù in forma ancora umana. Un'altra somiglianza è stato nel mare di Galilea. Anche lì non hanno pescato nulla in tutta la notte. E Gesù gli ha detto di gettare la rete dal lato destro della barca che troverebbero pesci. Hanno preso tanti pesci che quasi non ci riuscivano a tirare su. Quando Pietro ha sentito che era il Signore Gesù, cosa ha fatto lui? Si è messo la tunica, si è gettato al mare e ha nuotato non meno di 90 metri. Diversamente dalla prima storia, quando lui vede Gesù, cosa fa? Allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Adesso no, adesso lui mette la tunica e va in corsa fino a Gesù, salta al mare. 100 metri in mare non è 100 metri in strada. Sono due storie diverse
che sono accaduti a 3 anni l'una dall'altra, nello stesso mare, con le stesse persone, lo stesso scenario e praticamente la stessa trama, tranne le parole di Pietro che ha detto: vado a pescare, che non c'è nella prima storia. Perché lui ha detto questo? Perché lui ha detto questo nell'ultimo incontro con Gesù. C'è una cosa che si chiama ciclo della riprovazione. Sai cosa vuol dire? Noi siamo tentati ogni giorno, ogni tempo, sempre, e saremo tentati sempre. E c'è in noi, dentro di noi, quella parte più forte e quella parte più debole. E noi saremo tentati nella parte più debole, perché dobbiamo avanzare, noi dobbiamo crescere in Gesù. Cristiani che non crescono in Gesù, c'è qualcosa che non va. Se noi non riusciamo a essere più maturi che prima, c'è qualcosa che non va. Quindi viene Satana senza misericordia, volendo destruir-te, volendo uccider-te, volendo humilhar-te, e te tenterà. Cosa succede quando tu non resisti alla tentazione? Cade in peccato, tornerà là un'altra volta dove è iniziato. Se tu sei stato approvato nell'quella prova, in quella tentazione, tu avanzi un posto, tu cresci, tu ti diventi più esperiente, forte. Questo è il ciclo della riprovazione. Ogni volta che noi commettiamo un peccato, inizia tutto di nuovo. Per questo ci sono tante gente che sono sempre lì, nello stesso modo, non crescono, non, sempre lì, sempre murmurando, si lamentando, sempre provando a distruggere la fede degli altri, sempre tirando gli altri che vogliono crescere indietro. Non hanno una percezione dello Spirito Santo, non sentono più lo Spirito Santo. Ciclo della riprovazione. È così. È successo con Pietro, la stessa scena. Là 3 anni fa, adesso è dovuto iniziare, succedere un'altra, per vedere se lui era approvato, se sarebbe approvato. Perché Dio c'era tante cose per versare sulla vita di Pietro, che lui dovrebbe essere provato e approvato. C'era tante cose arrivando nella vita di Pietro, che Gesù ha visto, sapeva di questo. No, devo trattare questo cuore. Ci sono cose in questo cuore che devono uscire. Che non si può accettare un peccato così nei figli di Dio, non si può accettare un atteggiamento così in quelli che dicono che hanno lo Spirito Santo. Fratelli, sbaglio anche io, sbaglio anche tu, normale. Il problema è quando sbaglio una volta, sbaglio la seconda, sbaglio la terza, sbaglio la quarta, e questo sbaglio non mi viene più il sentimento di cambiare. Quando hai perso quello sentimento di che mamma mia ho fatto un errore, se tu non hai più questo sentimento, sei messo male. Sei messo molto male. Questa è la sensibilità dello Spirito Santo, di convincerci della giustizia, degli errori, degli sbagli, dei peccati.
Perché lui ha detto questo: io vado a pescare. Sai perché? Pensati tu. Ti metti nel posto di Pietro. 3 anni sentendo le promesse di Gesù, 3 anni vedendo miracoli, 3 anni lui ha visto la figlia di Jairo resuscitare, ha visto la trasfigurazione, lui ha visto miracoli dentro della sua própria casa, quando Gesù ha guarito la sua suocera. Lui ha partecipato, lui ha visto. Lui non era un spettatore, lui era dentro. Pensate tu, mamma mia, guarda, Gesù è il libertatore del nostro popolo. Per quello lui ha chiesto: quando sarà la liberazione del popolo di Israele? Pietro aspettava un generale, lui non aspettava un messia soltanto, ma un uomo, un capitano, un generale che potesse distruggere l'impero romano. Pietro si fidava nelle forze delle sue braccia, lui non era ancora capito il messaggio di Gesù. Adesso pensa tu, vedere i miracoli, vedere Gesù, partecipare di tutto quello che Gesù ha fatto e vedere quello che gli ha promesso tutte le cose, morire in una croce senza poter scendere da lì. Cosa è passato nella testa di Pietro? Sai cosa lui ha detto? Vado a pescare, mi è finita tutta la speranza, penso che mi sono sbagliato in tutto quello che ho creduto. Sai cosa c'era nel cuore di Pietro? Sai perché lui è tornato a pescare? C'è una parola che voglio che anche tu dici così con me: frustrazione. Vai, dillo alto: frustrazione. Mentre bevo un po' d'acqua, un'altra volta: frustrazione. Bravi. Ci sono momenti nella nostra vita, fratelli, in cui siamo presi dalla frustrazione. Ad esempio, quando ciò in cui credevamo, sognavamo, speravamo non accade come volevamo, sentiamo il desiderio di rinunciare tutto, tornare indietro, tornare a fare quello che facevamo prima di camminare con Gesù. Quando noi mettiamo nelle nostre aspettative, tante aspettative, in una cosa, in un progetto, e questa cosa non succede come volevo io, mi arriva la frustrazione. E la frustrazione è una roba brutta che viene per distruggere anche a noi. E Pietro ha vissuto esattamente questo. Dopo aver camminato con Gesù per 3 anni, aver visto miracoli, il soprannaturale, ascoltava promesse tutti i giorni, Pietro si vede frustrato, deluso, pieno di vergogna. Pietro è stato confuso nelle sue aspettative. Lui aspettava un generale, come avevo detto. È venuto un agnello per morire in croce. L'hanno messo una corona di spine e lui non poteva fare nulla. Lui pensava che potesse risolvere le cose tagliando l'orecchia degli altri. Questo era Pietro. Si fidava nelle forze dei suoi braccia. Non è così. E Gesù sapeva di questo. Adesso Pietro, prenotiamo un'altra conversazione nello stesso posto. Vediamo cosa c'è in questo cuore.
Ai, ai, Gesù sei qui. Oh, alleluia. La frustrazione è così, ti fa perdere la speranza nel futuro. Per questo lui ha detto: vada a pescare. Perché lui portava dentro di sé un vuoto, era come la fine di tutto. E è così con noi, è così esattamente con noi, succede con noi. Quante volte guardiamo indietro e pensiamo che sia stato tutto sbagliato, abbiamo fatto tutto sbagliato. Forse stai per perdere il matrimonio, ha un problema nel tuo matrimonio, stai lì quasi perdendo, e tu ti chiedi a te stesso: dove sono sbagliato? Gesù, dove sei tu? Che stai guardando la mia vita così, non succede nulla. Forse è il momento che hai cambiato di paese, sei uscito dalla tua terra, della tua patria, della tua cultura, del tuo popolo, hai lasciato indietro la famiglia, i parenti, amici. E quando tu vieni qua, vieni con un sentimento di prosperità, di che tutto va migliorare, e ti arrivi qui e tu vedi che non è così, è difficile. A volte hai lasciato un bel lavoro là da dove sei venuto per lavare il piatto qua, per essere umiliato per quelle che hanno le tasche piene di soldi, ma non è il problema i soldi, è il cuore pieno di malizia, che si approfittano degli altri. A volte noi facciamo dei progetti, pensiamo: io voglio essere un ingegnere, ma succedono cose nella nostra vita che non ci permettono di diventarsi un ingegnere. Hai un piano frustrato. Forse tu avevi piani di vivere con tuo padre, con la tua madre tutta la vita, ma la vita ti ha colpito forte e ti ha tirato quello che ti amavi di più. Forse ti ha tirato via tuo figlio, tuoi genitori. Questo fa con che noi perdiamo la speranza, ci mette in dubbio la nostra fede, il nostro rapporto con il Signore Gesù. Forse non sogni più, forse non sogni più, non vuoi più un matrimonio, non vuoi più una moglie, non vuoi più un marito, perché hanno successo qualcosa che tu hai fermato e non sogni più. Io non so perché sei tornato a pescare, tu. Non so perché sei tornato a pescare. Non so quali sono le tue frustrazioni, ma una cosa lo so, sono sicuro che lo so: Gesù non è il colpevole, anzi vuole togliere questa colpa dalle tue spalle. Lui è pieno di grazia e appare nello stesso posto dove tutto è iniziato. Forse il tuo inizio non è stato l'Italia, forse non sei iniziato a Verona, forse non sei iniziato a B-Church, ma una cosa lo so: tu sei iniziato alla presenza di Dio. Sei iniziato lì e le circostanze non possono ti togliere da lì. Le frustrazioni non possono rubare la tua fede, la tua speranza nel Signore Gesù. Fratelli,
abbiamo bisogno di gettare le nostre frustrazioni davanti a Dio per essere guariti, per avere un cuore pieno. La frustrazione ci fa dimenticare chi siamo, ci fa dimenticare la nostra chiamata, la nostra identità. Ti ricordi, Gesù ha detto: ti farò pescatore di uomini, non avere paura. E lui torna a pescare, e non era uomini, era pesci. Perché la frustrazione ci fa questo, ci fa dimenticare chi siamo, ci ruba il nostro ministero, ci ruba la nostra chiamata, ci ruba la nostra identità nel Signore Gesù, ci ruba la speranza, ci ruba la santità, ci ruba tutto. Prima Gesù ha detto a Pietro: non avere paura, d'ora in poi tu sarai pescatore di uomini, perché tu sei tornato a pescare pesci. Il dolore di Pietro, la sua desillusione, delusione, la sua frustrazione gli fecero dimenticare la chiamata che Gesù gli ha dato, che era pescatore di uomini. Ok, Gilson, ho capito tutto quello che vuoi dire. Sento il mio cuore Dio mi ricordando dove sono, e quando ho lasciato la frustrazione rubare i tuoi piani, quello che tu avevi nella mia vita. Ho capito, ma cosa faccio? Cosa faccio? Sai, vuoi sapere cosa devi fare? Semplice. Facciamo la stessa cosa che ha fatto Pietro. E cosa ha fatto lui? Due cose importanti. Quando lui ha sentito che era Gesù, Pietro indossò la tunica, si gettò in mare e nuota 100 metri. Ragazzi, signori, dobbiamo guardare Gesù, sentire che è Lui che ci chiama e focare in Lui e nuotare 100, 200, 300 metri e nulla in mezzo al cammino può fermarci. Non possiamo dimenticare di tutto ciò che Lui ha fatto nella nostra vita, nella nostra famiglia, sulla croce. La prima volta Pietro era invergognato e ha detto: allontanatemi da me, Signore. Adesso no, la seconda volta no, è Gesù. Metto la tunica, salto al mare e vado dritto fino a Gesù. Dobbiamo andare fino a Gesù, non a filosofie, non a ideologie, non a falsi dei, non al consumismo. È Gesù, a Lui. Io so che quando noi cadiamo così in tentazione, quando siamo giù in tentazione, la nostra vita sembra una palla di neve che gira dalla montagna fino giù, si ingrandisce. Il peccato fa così. Arriva una hora che, mamma mia, come faccio adesso? Guarda la mia vita com'è. È tardi, è troppo tardi, non posso cambiare più, non c'è nulla da fare. Gesù c'è, Gesù può, Gesù fa. Sì che può, sì che è possibile. Ha fatto con Pietro. La seconda cosa che ha fatto Pietro: conversi con Lui.
dialogo com Gesù. Pietro, tu mi ami? Signore, sai che ti voglio bene. Ok, prendi cura delle mie pecore. Ma Pietro, mi ami più di questi qua? Sì, sì. Quanto tempo fa che tu non parla con Gesù? Quanto tempo fa che non sente la sua voce? Quanto tempo viene in chiesa e non riesce a sentire la voce del Signore Gesù? Quanto tempo fa che non riesco a essere più santo di ieri? Quanto tempo fa non riesco a essere migliore di ieri? Ho sentito una cosa, fratello, fino oggi mi brucia il cuore, mi fa prendere paura, che un amico mio mi ha detto. Lui ha detto così: Gilson, arriverà un tempo che lo Spirito Santo andrà via dalla persona e la persona non saprà che lui è andato via. Quando ci abituiamo com i peccati, quando pensiamo che è solo un peccatino, sai, parli com Gesù, preghi in ogni tempo, nella macchina, lavoro, pensiero, di mattino. Chiama Lui per parlare con te. Avvicinati di Lui per sentire. Basta fare finta che abbiamo un rapporto con Dio senza avere un rapporto con Lui. Sto per finire. Alziamoti in piedi. Il mare della Galilea, prestate attenzione qua, il mare della Galilea ha visto due Pietri. Il mare della Galilea ha visto due Pietri. Il primo Pietro ha detto: allontanati da me perché io sono un peccatore. Il secondo, anche se era pieno di vergogna, frustrato, si gettò al mare e nuota 100 metri alla braccia di Gesù. Per Pietro il mare della Galilea non era un luogo di sconfitta, era il luogo di restaurazione. Stava tornando alla presenza di Dio. I fallimenti non sono la tua fine, fa parte del processo. Però Dio ti chiama per un nuovo inizio nella presenza sua. Preghiamo, adoriamo, consegniamo il nostro cuore al Signore Gesù questa sera e siamo sinceri a Lui, che possiamo avere il coraggio, l'audacia di dire a Lui in preghiera: Gesù, toglimi la frustrazione, tira via, Signore, tutto ciò che mi impedisce
di avanzare nella tua presenza. Tira via, pulisci il mio cuore di tutto ciò che mi impedisce di crescere in te, di avere un rapporto con te, di sentire la sua voce. Fai-mi sentire che io sono figlio, amato da te. Amém? Obrigado. Amém. O Espírito Santo é qui questa sera. Sai che hai perso tempo nella presenza di Dio, vieni qua davanti. Tu che hai delle frustrazioni per essere tolta dal tuo cuore, vieni qua davanti. Tu che in mezzo alla camminata hai perso l'obiettivo. Tu un giorno che sei stato chiamato al ministero, alla presenza di Dio, sei smesso di fare questo. Io voglio che tu venga qui davanti. Tu che hai sentito Dio parlare nel tuo cuore, che ti serve il rinnovo del Dio, vieni qua davanti. Metti con il cuore spezzato davanti alla presenza di Dio e fai la tua preghiera più sincera che ha. È in nome di Gesù.
parlato con te, voglio invitarti a mettere una mano sul tuo cuore per fare una preghiera insieme. Perché forse, come lo Spirito Santo ha ministrato questa sera, tu sai molto bene che un giorno Gesù ti ha chiamato per pescare uomini. Ma magari, forse, riesci a riconoscere che in questa camminata, che in questo processo, che in questa sfida, la frustrazione o qualcosa ti ha fermato dal pescare uomini. E per qualche motivo sei ritornato a pescare pesci. Per qualche motivo sei ritornato indietro. Per qualche motivo non stai più facendo le opere di prima. Io voglio invitarti in questo momento a pregare per te stesso. Prega per te, prega per il tuo cuore. Prega perché lo Spirito Santo questa sera possa riaccendere quella fiamma che si è affievolita. Prega perché possa ancora sentire le parole di Gesù che ti invita ad essere insieme a Lui pescatore di uomini. Signore Gesù, siamo qua, Signore, questa sera, abbiamo ascoltato una parola che siamo certi è venuta da te, è venuta dal tuo trono, il tuo Spirito che ha ministrato la tua Chiesa questa sera. E Signore, io non so con chi o con quanti volessi parlare oggi qua, ma dove, Signore, tu trovi un cuore questa sera, la cui fiamma si è affievolita, in cui non vedi più quel bruciare di un tempo, quel bruciare di quando l'hai chiamato in principio ad essere pescatori di uomini. Che, Signore, questa sera tu possa mettere un nuovo fuoco, questa sera il tuo Spirito possa riaccendere quella fiamma. Che, Signore, tu possa vedere uomini e donne gettarsi dalla barca e correre incontro a te, nuotare incontro a te, desiderare un vero nuovo incontro con te, desiderare di consegnare a te la propria vita, di tornare a fare le tue opere, di tornare a essere pescatori di uomini. Nel nome di Gesù, Signore, questo è ciò per cui ti preghiamo questa sera. Che da questa Chiesa oggi possano uscire i tuoi figli e tue figlie pronti a rispondere alla tua chiamata. Tue figlie e tuoi figli guariti da ogni ferita, guariti da ogni ferita emozionale, guariti da ogni ansietà, da ogni frustrazione, da qualsiasi cosa sia entrato dentro di loro durante questa chiamata, che li ha fatto fermare di pescare uomini e li ha fatti tornare indietro a pescare pesci. Che questa sera la tua mano e il tuo Spirito possano guarire questa Chiesa, possano riaccendere animi, possano creare nuovi discepoli che tornino a compiere la tua volontà, che tornino a fare pescatori di uomini. Nel nome di Gesù, Signore, è questo che vogliamo essere per te, tuoi discepoli, coloro che hai eletto fin dal principio per infiammare questa terra, per cambiare questa generazione, per portare a te moltitudini di anime. Metti questa fiamma nel nostro cuore ancora una volta, nel nome di Gesù, Signore. Questa è la benedizione che chiediamo questa sera sulla tua Chiesa, e per questo ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Amen. Gloria a Dio, perché io ho sentito la sua presenza questa sera in mezzo a noi, l'ho sentita nelle lodi, e la parola di Dio oggi ha parlato con me, e sono certo che non sono stato l'unico oggi toccato da questa parola. Che il nome del Signore possa essere glorificato e esaltato dalle nostre vite, non solo oggi in questo luogo, ma per mezzo di ciò che oggi ci ha consegnato ancora di più quando noi usciremo da questa sera, questa Chiesa. Amen. Stiamo per terminare, dopo ci sarà qualcosa da mangiare lì, non scappate via, stiamo un po' insieme. E dobbiamo festeggiare i compleanni della settimana. Oltre al nostro Goleirão, c'è qualcun altro che ha compiuto gli anni durante quest'ultima settimana, da domenica scorsa fino a oggi? Nessuno?
senza vergogna, non preoccupatevi. Nessuno, solo te, che fortuna. Amen. Allora possiamo fare una preghiera per João, per benedire la sua vita, chiedendo il meglio del Signore per lui, per la sua famiglia, che tra poco diventerà ancora più grande. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo, Signore, questa sera, mettendo davanti a te la vita di João, Signore, questo nuovo anno che tu gli hai messo davanti, che tu possa riempirlo, Signore, con grandi realizzazioni nella sua casa, come sappiamo che già hai pianificato di fare, che tu possa riempirlo con la tua allegria, con pace, con salute, con gioia, Signore, ma soprattutto che la tua presenza non esca mai dal suo cuore. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se possiamo fare così allora con le nostre mani, così da terminare questa serata, e chiedere anche su di noi, sulle nostre famiglie, la stessa benedizione che abbiamo chiesto per la vita di João, chiedendo che la gioia del Signore possa riempire i nostri giorni, che la sua allegria e la sua pace possano accompagnarci in ogni tempo di questa settimana, che la sua salute possa essere presente nelle nostre case, e chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.